Siamo con Peter Ferfoglia, candidato sindaco di Doberdò, sostenuto da Viviamo il Comune e Slovenska Skupnost. Ferfoglia, con quale approccio intende proporsi per l'amministrazione della città? Beh, l'approccio sicuramente è diverso. Intanto grazie per la città, non è ancora una città, ma speriamo che lo diventi. Diciamo che l'approccio è sicuramente diverso, sicuramente è un approccio aperto alla cittadinanza, all'ascolto, questa è la cosa fondamentale che vogliamo raggiungere e siamo convinti di raggiungerlo, ovviamente con un sistema però diverso, nel senso guardiamo la concretezza, cerchiamo di arrivare al punto della situazione, non solamente promesse, ma vediamo quello che è verificabile e facciamolo veramente ascoltando i cittadini. Il valore dell'ascolto è qualcosa di centrale per le forze che l'appoggiano. Ecco, come intende amministrare questa cittadina sotto il profilo dell'innovazione tecnologica abbinata alla sostenibilità ambientale? Beh, la sostenibilità ambientale in un paese come questo, che è molto legato alle tradizioni, molto legato alla terra, alla ricchezza della terra, è fondamentale. Sicuramente non possiamo più aspettarci di riuscire a sviluppare, valorizzare la terra senza l'aiuto tecnologico. Quindi indubbiamente cercheremo di venire incontro con il discorso della tecnologia in tutti i sensi, specialmente per quanto riguarda ad esempio il discorso dell'antincendio, il discorso della valorizzazione dei terreni, ovviamente della produzione agricola, sicuramente passando oltre quello che si tratta del sistema di valorizzazione energetica. Quindi eventualmente anche le luci che si accendono in fila, ci sono tante cose utili che si possono utilizzare tecnologicamente. La tecnologia dopo è il mio pane, quindi sicuramente lì cercheremo di faremo grandi passi. Parlando di miglioramenti, quali sono i vostri programmi per le zone più periferiche del comune? Allora, le periferie sono state alquanto abbandonate, ma non solamente le periferie, intendiamo specialmente il territorio periferico, i cittadini periferici, nel senso che abbiamo tantissime ricchezze. Abbiamo delle sorgenti di acqua potabile che tanti cittadini probabilmente non sanno neanche che esistono, dei laghetti oltre il lago di Dobardò Grande che non sono stati valorizzati come di dovere. Abbiamo una storia incredibile che ovviamente rotea non solamente intorno al paese, ma intorno a quelle che sono le località limitrofe, quindi tutto quello che riguarda il territorio del comune. Quindi valorizzare le parti che sono esterne al paese principale, a Doberdoma, quindi Amiano, Vallone, Marcottini, eccetera, per quanto riguarda la storia, la cultura, eccetera, è il nostro praticamente punto di forza. Noi puntiamo sul valorizzare queste periferie che sono fondamentali, che sono quelle che chiamano alla fin fine il maggior numero di turisti. Se pensiamo anche specialmente ai turisti, ai ciclisti, passano tutti di là, passano tutti per le periferie, più che nel paese, e quindi sono fondamentali e le persone delle periferie sono state un po' abbandonate ultimamente. Lei prima ha fatto anche riferimento ad una realtà che prevalentemente è stata per tanti anni, evidentemente per le sue origini, agricola. Come vede, qual è la sua visione di futuro anche per il punto di vista, dal punto di vista turistico? Beh, il punto di vista turistico e agricolo sono molto legati tra di loro. C'è una tradizione non millenaria, di più, per quanto riguarda il turismo e l'agricoltura. Gli uni con gli altri convivono, devono convivere, perché alla fin fine si tratta di una valorizzazione del territorio. Io intendo qui che con i nostri prodotti, con la possibilità di poter mostrare quello che i prodotti della nostra terra rossa producono, quelli che sono i prodotti tipici proprio carsici e quindi dal vino alle nostre verdure, a tutto quello che abbiamo noi di produzione, agli olivi, sono cose particolari. Abbiamo una piccola quantità di prodotti agricoli, però quella quantità, quei prodotti agricoli sono fondamentali, fondamentali per il valore del paese. Quindi andiamo più sulla qualità che sulla quantità, il che ci fa onore e sicuramente potremo fare bella strada. Andiamo ora sul commercio. Una ripresa è secondo lei possibile? Allora, mettiamola così, il commercio
nel paese, nel nostro territorio, è sempre stato un punto dolente, nel senso che noi non viviamo col commercio, possiamo sinceramente dirlo, non è il commercio quello che ci sostiene. Però il fatto di avere una cava, ad esempio, il fatto di avere una pur piccola industria, un'attività industriale verso Marcotini e qualche altra attività limitrofa, questo ci fa dare coraggio e avere ovviamente qualche risorsa finanziaria in più, ma non solamente. Pensiamo ad esempio al discorso dello smart working. Il nostro paese è un bel paese, si vive bene, è un bel paese e vogliamo migliorarlo ovviamente, farlo diventare bello, far sì che i doberdobesi siano fieri del nostro paese. Con la fierezza, con la bellezza del paese arriveranno anche altre persone che possono lavorare in smart working. Pensiamo alla possibilità di avere anche ad esempio, non so, dei tedeschi, dei gruppi di persone che fanno qui incontri, congressi, convegni dal punto di vista museale, storico, della lingua. Quindi le possibilità di sviluppo sono veramente tante. Intendo il turismo, quindi legato all'agricoltura, alla tecnologia, al lavoro, all'impresa, come lei giustamente mi chiedeva, tutti legati tra di loro, interconnessi. Cosa farà una volta eletto, se una volta eletto, nei primi 100 giorni di amministrazione? Ah, bella domanda. Beh, nei primi 100 giorni sicuramente sarà da vedere un attimo i conti, il bilancio, vedere cosa è stato fatto prima, cosa non è stato fatto e sicuramente prendere le misure di tutto. Una volta prese le misure di tutto, cercheremo ovviamente di fare uno studio di fattibilità, ricontatteremo, rivedremo le persone, rivedremo i cittadini, perché questo è fondamentale, avere un contatto con loro, dire guardate, siamo arrivati fino a qui, alle precedenti amministrazioni hanno fatto questo, cerchiamo di fare un passo avanti. Cosa facciamo? Ovviamente la coperta è quella che è, ma cerchiamo di farla e cerchiamo di trovare, specialmente questo, soluzioni finanziarie anche fuori dal paese, anche in regione, andare a parlare. Il mio compito nei primi 100 giorni sarà veramente, principalmente, avere contatti con le persone, con la regione, con le strutture che contano, che possono aiutarci, che possono far crescere e dare valore al nostro paese.